Il ricevitore italiano Lugre ha raggiunto la Luna. Il 2 marzo alle 9:34 ora italiana, Blue Ghost, il lander di Firefly Aerospace, ha compiuto un allunaggio morbido nel mare delle crisi. A bordo del veicolo, parte del programma Commercial Lunar Payload Service della NASA, 10 strumenti scientifici. Tra questi l'italiano Lugre, sviluppato in Italia da Quascom, azienda d'eccellenza di Bassano del Grappa nel Vicentino, per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, con la collaborazione della NASA e il supporto scientifico del Politecnico di Torino. L'allunaggio è avvenuto con una caduta libera controllata grazie ai retrorazzi che hanno guidato il lander verso il mare delle crisi dopo 2 mesi di viaggio e 3 settimane di permanenza in orbita lunare. Blue Ghost, atterrato all'alba lunare, avrà a disposizione 16 giorni di luce solare per operare, evitando il congelamento dovuto alle temperature estreme della notte lunare. Durante il viaggio e in orbita lunare, l'acquisizione dei segnali dei satelliti GPS e Galileo è stata secondo le aspettative spesso oltre. Parliamo di calcolo della posizione in tempo reale a oltre 300.000 km dalla Terra e della recente acquisizione dei segnali in orbita lunare a oltre 400.000 km. Mai nessuno aveva usato tanto con un navigatore satellitare. Lugre è una sfida vinta che non mi sorprende, anzi credo che non ci sorprenda, è frutto della capacità di tutto il nostro settore spaziale, un settore evoluto e maturo, di elevato profilo mondiale, la cui expertise e competenza mostra ogni giorno i suoi frutti. Lo strumento Lugre Lunar GNSS Receiver Experiment è un ricevitore di navigazione satellitare per i segnali GPS e Galileo. È stato sviluppato in Italia dall'ASI, come detto, attraverso la Vicentina Quascom, che ha realizzato la strumentazione e supporto all'operazione della missione. Oscar e Alessandro Pozzobon sono gli amministratori di Quascom, 70 addetti. È stata fondata nel 2004 da 3 giovani ingegneri, tra cui appunto i 2 cugini Pozzobon, che autofinanziarono l'avvio delle attività. Opera nel settore aerospazio e difesa, esperta in cyber security per lo spazio, sviluppa simulatori e test GPS e Galileo in grado di generare attacchi radio, sistemi di monitoraggio delle interferenze, sistemi di test della crittografia. I ringraziamenti vanno a tutto il team di Quascom, al Politecnico di Torino e in particolare a tutto il team dell'Agenzia Spaziale Italiana, di cui siamo orgogliosi per il lavoro portato avanti instancabilmente per la conquista di questi primati straordinari. Lugre è un elemento importante che sta aprendo la strada ai futuri sistemi di navigazione per l'esplorazione permanente della Luna. I futuri astronauti potranno così trovare agevolmente la loro posizione anche oltre la Terra. Complimenti di nuovo da parte mia e da parte di tutta l'Agenzia Spaziale Italiana.